stata un'inaugurazione baciata dal sole per Contea, la kermesse culturale, partita oggi con la sua edizione 0 nel parco del municipio di Gorizia. 3 giorni dedicati alla storia e alle perle della città, a 1022 anni esatti dalla prima fonte scritta che ne testimonia l'esistenza, ossia il diploma firmato dall'imperatore romano Ottone III. Un ricco programma di eventi, quello messo in campo da Comune, Proloco e Centro Tradizioni Borgo San Rocco, che sarà spalmato su tutta la città e tutti i suoi luoghi di interesse. Avrà il proprio clou infine domenica pomeriggio con il ritorno in città di Vittorio Sgarbi. Riparte con te, è un programma che si svilupperà tutto il weekend, non solo enogastronomia ma tanta storia. Certo, e non soltanto nel parco municipale ma in tanti altri luoghi, da Borgo Castello, perciò con il museo gestito da Airpac, della moda, della Grande Guerra, Villa Coronini, tantissimi luoghi che saranno perciò accessibili, ma a cominciare da questo parco, perché molto poco conosciuto. Il cittadino sa forse che esiste, ma viene utilizzato solo da chi deve attraversarlo come scorciatoia per recarsi altrove. Abbiamo visto con questa edizione 0 presso il parco municipale che funziona, è davvero una cornice stupenda, anche una cornice nobile, e finiremo in modo davvero frizzante e schioppettante con Sgarbi alle 17 domenica presso il Teatro Verdi. Riparte Contea con la collaborazione, la parte attiva della Proloco Gorizia, tante iniziative, tante visite culturali sul territorio. Sì, tantissime attività e, come dicevo adesso alla presentazione, tantissime attività culturali, sia conferenze che visite guidate nel territorio, sulla città di Gorizia, nella città di Gorizia. Con tante altre associazioni, in questa occasione abbiamo anche le peculiarità del territorio, in particolar modo i produttori di vino locali, i produttori di birra e anche qualcosa di culinario gastronomico. Gorizia inizia a essere un po' più viva di prima e ci mettiamo tutto il cuore per poter continuare con degli obiettivi ben precisi. Quali sono i segreti di questa edizione? Il grande cappello sta nell'idea dei 3 assessori, appunto Cagliari, Oretti e della vice sindaco Gatta, che hanno voluto ripristinare questa bella iniziativa, quindi grazie anche al comune che ha ripreso in mano Contea dopo 4 anni e tante iniziative, ogni ora c'è qualcosa. Abbiamo voluto appositamente far rivivere il parco del municipio poco usato e vogliamo che domani, oggi comincia ma domani 29, sia tutta una giornata di festa per la nostra città e ci saranno momenti appunto di incontro enogastronomico, di assaporare prodotti locali, incontri e dibattiti sulla storia, sui racconti, sulle cronache, tutto dedicato però a chi? A Gorizia e ai goriziani che hanno studiato e hanno fatto ricerca, quindi una dedica a loro in particolare e una dedica alla nostra cara Gorizia.